Marco Busato, un discorso nettamente politico, non so, forse a questo punto verrebbe da dire che forse quando c'è il contraddittorio si va più in cagnara, scusi il termine, approfittiamo un pochettino di questo monopolio non imposto da noi ma scelto da chi è assente di approfondire di più i temi politici e di impostazione. Sì. Ecco, Veneto Stato, noi siamo abituati, dico noi immigranti qui, immigrati in Veneto, no? Io il mio accento traditional, la mia origine, intanto io potrei far parte dello Stato oppure no, avendo cittadinanza italiana oggi e la residenza a Vicenza. Come funziona? No, proprio capire, per voi il Veneto è composto da chi abita in Veneto o italiani, dico, uso un termine normale, stranieri che abbiano normale residenza oppure ci sono dei vincoli anche all'interno del nostro statuto di partito rifiutiamo ogni forma di discriminazione etnica, culturale o religiosa. Quindi l'appartenenza, diciamo, al Veneto, ovviamente, chi oggi può votare in Veneto è Veneto e il nostro futuro, siccome siamo convinti che entro 2 anni, visto che stiamo crescendo in maniera esponenziale come movimenti indipendentisti, perché è giusto dire che non siamo solo noi, ma anche se rappresentiamo in questo momento la parte un po' più visibile, esatto, anche grazie alle battaglie che ha fatto il segretario Guadagnini, no, a Roma. Diciamo che la capacità di riuscire a fare impresa oggi è venuta completamente meno, dovuta alla pressione fiscale più alta del mondo. Oggi, se giriamo per le nostre zone industriali, vediamo una marea di capannoni dove c'è scritto vendisi, affittasi, e queste persone non stanno andando in Cina, non stanno andando in Romania, ma stanno andando in Carinzia, stanno andando in Ticino, stanno andando in Slovenia, in Svizzera, quindi, dove l'IVA è all'8%, dove le imprese pagano una fiscalità fissa al 20%. Quindi oggi è una necessità diventare nel più breve tempo possibile indipendenti. Non c'è via, non c'è soluzione, non c'è nessun partito italiano che oggi proponga una ricetta per salvare il Veneto, se non un partito indipendentista. Però io rispondo in maniera molto sintetica alla tua domanda. Uno slogan nostro è Veneto è chi il Veneto fa, per cui chi ci aiuta a fare il Veneto è Veneto. No, è sempre non è lei, ma ci conosciamo, quindi so come la pensa, ma volevo anche un po' che poi la cosa sono in evoluzione, quindi è normale, quindi ecco, però questo obiettivo, questo programma non l'avevamo ascoltato. Io vengo giù da Roma o giù di lì, quindi l'abbiamo ascoltato tanti anni fa, no? Lega Nord si proponeva qualcosa sulla carta abbastanza simile. Lei viene dalla Lega, non so Marco Busato se ha avuto una militanza in Lega precedente oppure mai no. fatto politica fino a un anno e mezzo. Dove c'è la differenza tra la Lega di allora e Veneto Stato di oggi? Spiega meglio Cioè io vorrei la differenza tra quello che era il progetto Lega Nord di quando è iniziata rispetto a Veneto Stato di oggi, non quello che è diventato, che capire un po' se c'è differenza oppure se voi siete quelli che hanno preso il testimone e potete portarlo avanti. Davide c'era, quindi è giusto che parli Davide. Allora, bisogna dire la verità, la Lega Nord ha cambiato spesso obiettivo perché ha provato a fare le battaglie all'interno delle istituzioni italiane. Io avevo aderito alla Lega Nord sulla base del principio indipendentista, però sappiamo che la Lega negli anni ha parlato di federalismo, di secessione, di autonomia regionale, di devoluzione dei poteri alle regioni sulla base dell'articolo 5 della Costituzione per la riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Ha cambiato spesso obiettivo cercando sempre di ottenere all'interno delle istituzioni italiane quello che si prefiggeva. Abbiamo capito, io stesso ho capito che in questo sistema è impossibile. Veneto Stato per quello fa testimonianza, ma non si aspetta nulla dalle istituzioni italiane. Per questo agisce con un'azione politica a livello internazionale per ottenere a livello del diritto internazionale qualcosa da poi recepire a livello locale, perché nell'ambito delle istituzioni italiane abbiamo capito che è una battaglia persa. Qui voglio spezzare una lancia in favore della vecchia Lega, quella dalla quale poi sono stato espulso perché ha cambiato pelle, ed è giusto a questo punto la mia espulsione. La Lega le ha provate non è stato mandato per motivi ideologici, per altri motivi. In realtà sarebbe da puntualizzare. Completi il discorso, scusi. Fino al 2006 la Lega le ha veramente provate onestamente tutte, e questa cosa va rivendicata.
Poi, quando ha capito che non c'era più niente da fare, probabilmente si è seduta, io questo l'ho anche scritto in un libro, si è seduta ai tavoli apparecchiati a Roma, ha deciso di stare all'interno delle istituzioni e ha abbandonato l'obiettivo dell'articolo 1, che era l'indipendenza della fantomatica Padania, ma indipendenza da Roma. Ora, nel momento in cui... Ci crede la Padania lei? No, io non ci ho mai creduto perché ero della Liga Veneta che ha fatto la Lega con la Lega Lombarda. E io ero ancora a suo tempo del Veneto. Culturalmente, storicamente non esiste una Padania, Ma non esiste una Repubblica Veneta, esiste una... È un'espressione Questo, proprio perché Se parliamo... storicamente, leggendo libri di storia, non c'è la Padania, non c'è culturalmente, se non c'è, parliamo no? di regione geografica è la Valle del Po, il bacino idrografico del quale il Veneto è escluso. Sì, ma parlo di cultura, parlo di Ma storia. non è mai esistita. Per cui ecco, il Veneto Stato è andato avanti e oltre ed è rivolto al futuro. Tra l'altro c'è un ragionamento da fare, molto preciso e puntuale e da far capire a chi ci ascolta, osserva, vede. Il potere oggi si sta spostando sempre di più a Bruxelles. Il centro del potere è ormai in Europa, mentre il potere periferico rimane a livello comunale. Ora, in tutte le costruzioni politiche c'è la necessità di un potere intermedio che medi tra il centro e la periferia. È assurdo oggi pensare ancora che zone così diverse come le varie aree dei grandi paesi, che sia la Francia, l'Italia o la Spagna, possano essere rappresentate a livello intermedio da un centro lontano. Oggi, in una dinamica di costruzione dell'Europa dei popoli, l'indipendenza del Veneto, come quella della Catalogna, come quella della Scozia, come quella delle Fiandre, come quella dei Paesi Baschi e così via, della Bretagna, sento in Francia, è necessaria per preservare la democrazia in senso pieno, altrimenti si va verso una costruzione tecnocratica che depriva i cittadini dei loro diritti di rappresentanza. Negli Stati Uniti è diverso. Capisce che sono notevoli differenze rispetto alla Lega Nord. Anche se sono del Basso Lazio ci arriva a capire. No, per carità, che c'entra. Tommaso d'Aquino, secondo me il più grande pensatore della storia dell'uomo, era del Basso Lazio. O Alta Borbogna, di questo punto di vista. Veda lei. Ecco, ma tornando al discorso serio, perché questa è la seria, una battuta ma seria, insomma. Ecco, Stati Uniti è diversa dimensione, no? Sicuramente. Però c'è un governo centrale, Washington, sì, e ci sono degli stati. Però lo Stato è unico, ci sono degli stati... No, beh, ma c'è una... ecco, quindi, per voi, scusi, no, volevo completare la domanda, per voi il concetto di federalismo è transitorio a questo punto, è superato, è quella che... La vostra indipendenza è la secessione di Bosnia di qualche tempo fa o è diversa? No, è diverso perché dal punto di vista giuridico non si parla di secessione, ma si parla di rivendicare un principio che ormai è un diritto internazionale, che è il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Secondo me è una cosa che pochi sanno e che la Lega ha spesso taciuto. Bisogna tornare a fare un passo indietro. Nel 1948 c'erano 66 paesi nel mondo riconosciuti. Adesso sono 192 ed altri 15 in via di definizione. Spesso i partiti italiani ci accusano di essere anacronistici. Allora la domanda che faccio io è essere anacronistici vuol dire andare in una direzione in cui sta andando tutto il mondo o il contrario? Perché l'effetto di questa globalizzazione è proprio questo. Si sta riscoprendo l'identità dell'Europa, dei popoli, del popolo veneto in questo caso, perché noi vediamo che ad ogni incontro che facciamo, ormai ne facciamo anche 2 o 3 ad ogni serata, e abbiamo sempre le sale piene. Se lei va a un incontro del PDL o del Centro Democratico, così, non c'è nessuno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se 50 anni, 60 anni fa c'erano 66 paesi nel mondo ed oggi all'ONU ce ne sono 192, vuol dire che si sta andando in questa direzione. Cioè questo Stato ottocentesco messo insieme, no, con lo sputo da un gruppo massone non regge più. Non regge più e quindi l'unica vera soluzione è questa, tornare ad essere quello che la Repubblica Veneta, senza essere nostalgici, è stata per 1200 anni. Non c'è altra via oggi per noi veneti, se non la morte economica, se non l'indipendenza del Veneto. 2 cose mi permetto di aggiungere. Una, Ilvo Diamanti ha presentato qui a Vicenza un mese e mezzo fa un libro nel quale sosteneva una tesi che io condivido, che davanti al fenomeno della globalizzazione, per evitare la spersonalizzazione, tutti sentono un bisogno di trovare una identità, per cui anche a livello
collettivo, di popolo, c'è questo bisogno forte di identità per non sentirsi sradicati. Se in tutto il mondo sta accadendo, non è affatto strano che avvenga anche qui. Questa è la prima cosa. La seconda, importantissima, la ribadisco, il principio di federalismo potrà essere applicato poi all'interno di un evento Stato indipendente, sul modello per esempio della Svizzera. Ma perché? Perché ha lo scopo di portare il potere vicino al cittadino. In democrazia il cittadino deve poter esercitare anche il potere di controllo sull'eletto, e se le istituzioni sono lontane questo diventa impossibile. Invece con un'organizzazione a base territoriale, addirittura cantonale e poi comunale, il controllo sugli eletti fa sì che l'eletto non diventi un potente che si dimentica che il potere è a servizio del cittadino, ma diventerà sempre un servitore del popolo che lo ha eletto. Noi conosciamo nei grandi stati o negli stati europei sempre chi sono i leader, perché sono uomini di potere. La Svizzera, paese economicamente evolutissimo, è un paese del quale io sfido le persone a nominare chi sono i componenti del governo o il primo ministro, che tra l'altro è a rotazione. Anche questo è un sintomo. Ecco, però, tornando ai partiti nazionali, il PD, il Partito Democratico, sostiene che come formula elettorale è un po' vicino a questo concetto. Loro vorrebbero dei collegi molto piccoli, molto limitati territorialmente, con meccanismo delle preferenze. Adesso non scendiamo in dettagli uninominale, poi no, per dire il concetto sembra simile, no? In modo che l'eletto risponda al territorio. Come il sindaco è facilmente riconoscibile e risponde al territorio, piccoli collegi con eletti con le preferenze. Il fatto è che poi la costruzione dello Stato per loro invece è quella di tipo dirigista. Non voglio sprecare paroloni di tipo sovietico, però quasi, perché c'è sempre quella mentalità statalista del centralismo lontano. Vedete come anche loro sono europeisti, ma nel senso di un'Europa centralista, dirigista. No? Per cui io ho capito la rappresentanza locale, ma poi ciò che conta è l'impianto istituzionale dello Stato. La Repubblica Veneta, no? Risponde a chi vuole. Non sono uno storico, ma ho letto libri di storia al liceo classico, no? Comunque l'Unione, parliamo di altri tempi per carità, l'Unione era basata su una città dominante che era Venezia. La cultura italiana storica pre-risorgimentale era quella dei comuni, cioè l'Italia, una casa dice è l'Italia dei comuni, in cui c'era poi le repubbliche maritali, i ducati e così via. Non si rischia con questo principio che in sé per sé, di per sé è condivisibile, no? della delocalizzazione del potere diventando vicino ai cittadini, non si rischia che poi dopo si frammenti tutto e il centro diventi, come per certi aspetti giusti, il comune? Una domanda. Due, il Veneto di Treviso, il Veneto di Vicenza piuttosto che di Padova hanno delle similitudini tali per cui si possono riconoscere come veneti, oppure in un'ottica di identità si sentono a loro volta diversi? Il secondo step e nel Veneto facciamo le zone che sono attualmente le città, diciamo. Guardi che la settimana scorsa con Davide siamo andati a un convegno dove si parlava di come è organizzata la Svizzera. La Svizzera che oggi è un esempio di federalismo nel mondo. La cosa che mi ha fatto sorridere è che in Svizzera, sui 26 cantoni che ci sono 26 sistemi scolastici diversi. Ora dovremmo pensare, no. Una grande confusione, no? Esatto. No, è il sistema migliore, sta dimostrando da sempre, da 7-8 secoli, che è il sistema che funziona meglio. Perciò tanti italiani vanno in Svizzera a portare i soldi, compresi i veneti, però magari, no? Poi magari approfondiamo anche quell'aspetto lì. Però in questo contesto la diversità è un valore aggiunto. Cioè, io sono convinto che se parlo con un ragazzo di Treviso o di Venezia ci capiamo molto bene piuttosto che un ragazzo dell'Alto Adige o che un ragazzo magari da Reggio Calabria, perché abbiamo un DNA comune che è il fatto che siamo stati un popolo, una repubblica per 1200 anni, per rispondere alla domanda della diversità. Poi aggiungo anche che in Svizzera hanno 4 lingue diverse, c'è anche quasi una quinta, perché ci spiegavano che c'era anche il ladino, una forma di ladino, e convivono benissimo. Hanno un'economia che va a 1000 e il sistema da copiare che aveva in sua origine ancora la Venezia del 1500 e del 1600. Cioè non c'è da inventarsi nulla. L'errore, e qui sono con lei, l'errore che non dovremmo mai fare
è nel momento in cui nel 2015-2016 dovessimo arrivare al referendum e vincerlo, mai e poi mai replicare una piccola Italia, altrimenti non avremmo capito nulla. Non servirebbe per nulla, no? Io mi permetto di far notare che quello che è considerato un punto di debolezza del Veneto, il policentrismo, la mancanza di Torino, di Milano, di Genova, di Roma, La Venezia una volta, diciamo. di Napoli, no? Invece può diventare un punto di forza. Pensate, ripeto ancora, alla Svizzera, come ha Berna, Zurigo, Ginevra, Losanna, Lugano, Basilea, San Gallo, e così via, tutti centri che hanno la loro importanza. Parlamento a Berna, Borsa a Zurigo, enti internazionali a Ginevra, Banche dappertutto. Lugano, ve lo dimenticate, capisce? Banche dappertutto, ma quella è una delle attività, certo. voglio dire. Il policentrismo veneto può trovare la sua risposta per essere dinamico ed efficiente proprio in Quindi il modello un'organizzazione di quel svizzero, tipo un lì. riferimento può essere Quello è un la grande Svizzera. riferimento importante, senz'altro, è uno dei principali da guardare. Poi dovremo calarlo nella realtà veneta, perché ovviamente ogni situazione geografica, storica, antropologica richiede i suoi adattamenti.